L'antica fiera del Soco è pronta a decollare. Dal 7 al 13 settembre ogni giorno prenderanno vita tanti spettacoli, eventi, proposte per una delle feste popolari più antiche del Veneto. Questa fiera sarà molto ricca di eventi, abbiamo cercato con la programmazione di accontentare un po' tutti i gusti e comprendendo anche quest'anno delle aree nuove rispetto alla classica fiera. Un'area nuova in particolare sarà un'area medievale, interamente dedicata ai giocolieri e ai mercanti di quel tempo. E l'altra area sarà un'area retro village, che è un'area completamente vintage con mercatino dell'antiquariato e food truck che rispecchiano la tradizione dagli anni 20 agli anni 80. A Grisignano di Zocco l'antica fiera riempirà l'intero paese con stand, bancarelle, musica, giostre e tanti prodotti tipici del Vicentino. Brendola quest'anno sarà la località che rappresenta il territorio in vetrina del Festival delle Eccellenze. Di anno in anno cerchiamo di valorizzare in particolare un comune di tutte queste aree. Brendola diciamo che si è fatto avanti, si è fatto promotore con l'amministrazione comunale di Brendola di promuovere il suo territorio e le sue tradizioni. Prodotti tipici, antichi mestieri e molto altro. Saranno tante le sorprese, ovviamente sempre nel segno della tradizione. Una fiera che ricalca magari anche le passate edizioni e ovviamente è piena anche di qualche novità e quindi è bello scoprire qualcosa di nuovo, come ad esempio la fiera delle macchine agricole che ritorna dopo tanti anni, la riscoperta degli antichi mestieri, ma soprattutto io direi guardo con molto entusiasmo anche agli aspetti legati ad esempio al Martedì Rosa, dove ci sono delle particolarità, degli eventi a ricordo della donna, del problema delle donne, insomma, quindi credo veramente qualcosa che possa lasciare anche un segno importante.